Io intervengo solo per dire che concordo con il consigliere Carnielutti quando dice che siamo in una falsa democrazia e abbiamo un grosso problema di democrazia nel nostro Paese. Perché vorrei ricordare qual è il punto nevralgico di tutte queste questioni che riguardano le grandi opere pubbliche, ma anche le opere private che impattano fortemente sul territorio. Ricordando quello che succede nei paesi, ad esempio del nord Europa, per una qualunque opera di questo tipo, ovvero un dibattito pubblico con i cittadini che dura anche 20 anni, quindi dal 99 siamo ben entro i 20 anni, un dibattito pubblico costante, aperto con i cittadini e i comitati prima di approvare qualunque progetto o opera pubblica o altamente impattante sul territorio. La questione è tutta qui. Finché non cambiamo questa impostazione avremo sempre persone che non vengono coinvolte, i cittadini che non si sentono coinvolti e che denunciano questo tipo di modo di operare in maniera assolutamente antidemocratica.